Il mio documentario è intitolato Il nostro villaggio e parla del villaggio San Marco, appunto, che è qui dietro. Il villaggio San Marco, per fare una breve storia, è nato come quartiere popolare, è stato proprio progettato e costruito per riunire tutta una serie di persone appunto a cui erano state assegnate delle case popolari, e proprio per il modo in cui è nato ha creato dall'inizio un po' di problemi di convivenza tra queste persone, perché si trovavano insieme famiglie provenienti da realtà molto diverse l'una dall'altra. C'era chi proveniva dalla campagna, chi proveniva dalla città, e già questo era un primo motivo di scontro, di scarsa integrazione. C'era in mezzo a tante famiglie anche qualche situazione di disagio sociale, e soprattutto nel quartiere mancavano tutti i servizi principali. Era proprio un quartiere dormitorio in cui mancava dalla farmacia al supermercato tutto quello che insomma serve ad avere una vita un po' più comoda. E chi si è messo a risolvere questo problema sono state proprio le donne. Hanno iniziato pian pianino a superare queste prime difficoltà di integrazione nei modi più semplici, ovvero andando a prendere i bambini a scuola, trovandosi a chiacchierare, insomma, nel modo più naturale e spontaneo possibile. E da qui è nata una forza, che è quello che poi è diventato il Comitato Donne San Lorenzo 25 aprile. E tutte queste donne, mentre i loro mariti erano al lavoro, hanno cominciato molto semplicemente a chiedere quello di cui avevano bisogno, con manifestazioni pacifiche, con cortei, con manifestazioni appunto al comune, e un po' alla volta sono veramente riuscite ad ottenere tutto. È stato costruito tutto quello di cui avevano bisogno, il villaggio San Marco è diventato un quartiere pienamente vivibile, tanto che se lo vedete adesso è anzi un bel quartiere, perché ha tutto quello di cui c'è bisogno e ha tanto verde, per cui è molto più a misura d'uomo di quartieri anche più centrali. E una cosa molto bella secondo me da dire è che questo comitato di donne non si è sciolto nel momento in cui avevano raggiunto i loro obiettivi, ma hanno continuato a lavorare per chi continuava ad avere bisogno. Infatti, come vedrete nel documentario, si sono dedicate a tutta una serie anche di iniziative rivolte ad altri, quindi questo legame, questa unione tra donne che si era creata ha dato, oltre a quello che desideravano loro, ha continuato e continua a dare anche qualche cosa in più. Grazie mille. Cambio di inquadratura. Io sono la regista di Rione Pertini, c'era una volta il PEP, e in questo documentario si racconta anche qui delle storie di donne, o meglio la storia del Rione Pertini da quando è nato, cioè all'inizio degli anni '80. Sono stati dati questi appartamenti, queste case popolari alle persone, ma non è stata data una cosa fondamentale, cioè i servizi che stavano attorno ad avere, cioè non era solamente l'avere l'abitazione, la casa ce l'avevano, però non avevano tutto il resto, non c'era quindi un modo per essere collegati con il resto della città, le strade non erano asfaltate, quindi se pioveva era un disastro, non c'era l'illuminazione nelle strade, non avevano nemmeno un posto dove comprare il pane e il latte, quindi anche gli anziani avevano molte difficoltà, non c'era il supermercato, quindi addirittura si faceva in modo di fare delle macchine con più persone che avevano bisogno di fare la spesa e andavano da altre parti a farle tutti quanti insieme. Quindi delle difficoltà oggettive che impedivano veramente di far sviluppare questa zona, e c'era un rischio molto, molto grande, che hanno capito subito gli abitanti, cioè quello che potesse diventare un ghetto, e questo non volevano assolutamente che avvenisse. Per questo quindi si sono creati dei comitati locali, in cui i cittadini, gli abitanti hanno voluto prendere in mano la situazione loro per ottenere il minimo indispensabile, quindi per vivere in maniera decente. E quindi hanno lottato per avere l'autobus, hanno lottato per avere proprio queste piccole cose, all'inizio quindi le cose essenziali, poi per migliorare sempre di più la zona e quindi renderla veramente un luogo vivibile in cui proprio si potesse vivere bene. E importante, vedrete nel documentario, è un gruppo di donne che si chiama Le Vicine di Casa, che si viene a creare ad un certo punto,
che nasce un po' dallo sviluppo dei comitati che c'erano. Le vicine di casa è un gruppo prevalente di sole donne, anche non del rione solamente, ma anche di altre zone, ma che comunque hanno dei fini comuni e che appunto si sono sviluppati in un momento successivo e che in un primo momento però hanno agito proprio all'interno del rione. E poi ha un ruolo anche importante la parrocchia, perché il parroco che l'ha fondata aveva un obiettivo, cioè fare in modo che i ragazzi non rimanessero in strada, non prendessero un cattivo giro, e quindi il patronato doveva essere un luogo veramente aperto che raccogliesse questi ragazzi e quindi gli desse uno spazio, insomma, per potersi esprimere. Ok. E vabbè, entrambi comunque i lavori sono stati, diciamo, commissionati dal centro Candiani? Sì. Okay, per un progetto Era per il progetto Mestre Novecento della mostra che c'è stata nel dicembre del 2007.